Tragedia ad Aviano, una donna di 86 anni è morta nella sua casa dove è divampato un incendio. Le fiamme sono partite dalla stufa, si sono estese. A trovare la donna senza vita è stata stamattina la badante. Un udinese di 22 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti durante un controllo in città. Gli agenti hanno trovato la marijuana nascosta nelle mutande e nello scomparto della batteria del monopattino. Sciopero in tutta Italia contro la finanziaria del governo Meloni. In Friuli Venezia Giulia, percentuale media di adesione intorno al 35%, più alta nel settore dei trasporti. Il mondo del contrabbando non si ferma. Dopo le sigarette tradizionali, il business si sposta sulle elettroniche. In Friuli Venezia Giulia il commercio illecito è al 19% rispetto alla media italiana del 2%. Aldo Serena, ospite di Gol a Grappoli, ha parlato dell'Udinese, in particolare dell'allenatore Sottile. È in sintonia con il gruppo, si è calato nel ruolo al meglio, squadra dai contenuti altissimi. A tutti voi buona serata e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. In apertura la cronaca con la tragedia di Aviano, dove una donna di 86 anni è morta nella sua abitazione dove è divampato un rogo. Le fiamme sarebbero partite dalla stufa. A trovare il corpo senza vita della donna questa mattina è stata la badante. Alle mie spalle l'abitazione, siamo in via dei Molini al Civico 15 ad Aviano, dove si è verificata una tragedia questa mattina alle 7:30. La badante di Ester Candotti, anziana di 86 anni, ha trovato proprio l'anziana stessa priva di vita. La salma giaceva in cucina. Le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo la segnalazione alla Sores 112 di Palmanova parlano di ustioni in più parti del corpo, dovute probabilmente al malfunzionamento di una stufa che avrebbe anche causato l'incendio di una sedia e poi anche all'albero di Natale da poco realizzato. Ovviamente il dramma della solitudine, vedete la signora anziana viveva da sola, assistita saltuariamente appunto dalla badante, e c'è anche un cane che è rimasto senza la sua padrona. La casa è stata messa appunto sotto sequestro, ci sono i sigilli, tanto il fumo che la donna avrebbe respirato ieri sera, ma il decesso, come detto, si sarebbe appunto materializzato e scoperto questa mattina. Una donna molto conosciuta nella zona, viveva qua praticamente da sempre, e ovviamente insomma le cause sono in corso di accertamento e serviranno anche a fare maggiore chiarezza su quanto è accaduto. La gelosia può essere una cattiva consigliera, lo sa bene una ventenne di Udine che oggi ha patteggiato davanti al GUP 2 anni e 6 mesi di reclusione. Vediamo perché. Era accusata di rapina, violazione di domicilio e lesioni per aver preso con la forza il cellulare a un suo ex compagno di scuola, reo di aver scambiato messaggi con una persona a lei sentimentalmente legata. Oggi è patteggiato davanti al GUP di Udine Maria Rosa Persico, 2 anni e 6 mesi di reclusione, pena sospesa per la giovane età. Protagonista della vicenda, accaduta a Martignaco il 1 marzo scorso, è una ventenne di Udine. Secondo l'accusa, quella sera la ragazza entrò, assieme a un complice della stessa età, in casa della vittima dopo aver scavalcato la recinzione. Una volta dentro rimproverò l'ex compagno per lo scambio di messaggi, poi il complice spinse a terra il malcapitato e lo prese a sberle. Mentre i due se ne andavano, si accorsero che il padrone di casa li stava filmando con il cellulare. Tornati indietro, lei gli strappò lo smartphone di mano e il complice lo colpì con pugni e sberle, causandogli traumi. Successivamente il cellulare gli fu restituito, formattato e privo di SIM. Resteranno in carcere il 34enne residente a Osoppo e la 24enne di Bolzano, arrestati l'altro ieri a Gemona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'ha deciso oggi il GUP di Udine, Emanuele Lazzaro, che ha convalidato l'arresto e disposto le misure cautelari. I due erano stati fermati dai carabinieri del Norma di Tolmezzo, che hanno trovato nel camper sul quale la coppia viaggiava 800 grammi di hashish, 124 di cocaina e 64 di marijuana. Aveva nascosto la droga nelle mutande e nel monopattino. La polizia ha arrestato un udinese di 22 anni per detenzione di stupefacenti.
La polizia lo trova con la droga nascosta nel monopattino elettrico e nelle mutande. Arrestato un udinese di 22 anni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. È accaduto in città nel pomeriggio di martedì scorso, quando una pattuglia della Volante ha notato il giovane in via Chisimaio che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi. Fermato dagli agenti, il ragazzo ha consegnato loro 1 grammo di marijuana e 375 euro in contanti. Durante la perquisizione personale sono stati poi trovati 1 grammo di hashish nel giubbotto, altri 2 grammi di marijuana nelle mutande e ulteriori 51 grammi di marijuana nel vano della batteria supplementare del monopattino, oltre ad altri 4.640 euro. Infine, nella sua abitazione sono stati rinvenuti 72 grammi di marijuana, 15 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. L'arresto è stato convalidato stamani dal GIP di Udine Emanuele Lazzaro, che ha disposto per il ragazzo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Resta coinvolto in un incidente stradale, per fortuna senza feriti, incidente avvenuto ieri sera a Ronchis, ma quando i carabinieri del radiomobile di Latisana lo sottopongono ad alcol test, per lui la situazione si mette decisamente male. Un uomo di 50 anni di Ronchis guidava infatti con un tasso alcolemico superiore ai 2 grammi per litro di sangue. Nei suoi confronti sono scattati la denuncia, il ritiro della patente e la confisca dell'auto che stava guidando. È stato fermato con l'accusa di tentata truffa un uomo originario dell'est europeo che tra Gorizia, San Floriano del Collio e Capriva del Friuli si presentava alla porta delle famiglie domandando denaro con il quale aiutare la figlia, così diceva, affetta da problemi di salute. Citofonava diverse abitazioni tra Gorizia, San Floriano del Coglio e Capriva del Friuli, asserendo di essere un nuovo residente e chiedendo un contributo economico per la figlia malata, ma non era vero nulla. Protagonista un uomo sulla cinquantina, dallo spiccato accento dell'est europeo, che è stato identificato e fermato grazie alle segnalazioni fornite da diversi cittadini di Capriva in una chat WhatsApp interna al paese allestita dal comune. L'accusa nei suoi confronti è di tentata truffa. Grazie alle segnalazioni di alcuni caprivesi, spiega il sindaco Daniele Sergon, le forze dell'ordine sono potute intervenire tempestivamente per fermare la persona in questione. Il modus operandi in tutti i casi era sempre lo stesso. L'uomo, con fare distinto, si presentava come nuovo residente e chiedeva fondi per aiutare la propria figlia con problemi di salute. Fortunatamente la chat WhatsApp Capriva News, che abbiamo creato durante la pandemia per fornire informazioni ai nostri concittadini, si è rivelata un'ottima risorsa anche per la risoluzione di questo specifico problema. Il consiglio per tutti i casi simili è di non aprire la propria porta e di avvertire le forze dell'ordine. Non si deve assolutamente dare denaro in mano a sconosciuti, conclude Sergon, e per qualsiasi tipo di raccolta benefica si seguono canali ufficiali e certificati. Il Tribunale di Udine ha condannato 4 persone per fatture false, le pene ammontano a 7 anni. Per l'accusa era colpevole di 9 reati. Stamani il giudice Giulia Pussini del Tribunale di Udine lo ha assolto perché il fatto non sussiste. Da 7 capi di imputazione condannato in primo grado a 1 anno e 10 mesi, pena sospesa, per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Massimo Paduan, 55 anni, di San Giovanni a Natisone, era il principale imputato di un processo che contava 9 imputati, 5 dei quali prosciolti da ogni accusa. Tutto era partito dalle indagini della Guardia di Finanza su un'esterovestizione. Secondo le accuse, una società slovena gestita dal 55enne vendeva merci a ditte italiane di cui era amministratore di fatto, evadendo così l'IVA. Alcune di queste ditte, inoltre, emettevano fatture false per consentire a terzi di evadere le imposte. In soli 2 casi, riguardanti fatture false per quasi 200.000 euro emesse tra società da lui gestite, l'uomo è stato riconosciuto colpevole. Alla sua stessa pena è stato condannato il 51enne Moreno Montina di San Giovanni Natisone, legale rappresentante delle ditte in questione. Infine sono stati condannati a 1 anno e 8 mesi di reclusione un 64enne di Torviscose e un congolese di 45 anni, il primo per non aver esibito ai finanzieri la documentazione contabile di una società da lui amministrata, il secondo per emissione di fatture per operazioni inesistenti pari a 108.000 euro. I miei assistiti sono stati condannati con ruoli diversi per gli stessi episodi, conclude, ma non è stato contestato loro il concorso. Giornata di sciopero in tutta Italia, indetto dalla CGIL contro la manovra finanziaria del governo Meloni. Il Friuli Venezia Giulia è stata una delle regioni a fermarsi più tardi a livello italiano, 4 ore di mobilitazione nel settore privato, nel pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, giornata intera per quanto riguarda il comparto pubblico. A Udine i manifestanti si sono ritrovati sotto la
alla prefettura. Le adesioni allo sciopero, secondo la CGIL, vanno dal 25 al 35% nelle grandi aziende, percentuali più alte invece per quanto riguarda il trasporto pubblico. Noi abbiamo presentato una nostra piattaforma unitaria al governo rispetto a questa finanziaria, ma vediamo dai segnali inequivocabili che ci sono che si va nella direzione opposta. Abbiamo chiesto maggiore attenzione ai salari, ma non vediamo nessuna voce su questo. Abbiamo chiesto di andare un'inversione di tendenza anche verso un sistema di precarizzazioni nel mondo del lavoro e come risposta abbiamo i voucher. Abbiamo chiesto una progressività che guardasse ai redditi più bassi e abbiamo la flat tax, no? Si investe poco in sanità, nella scuola, certamente è una finanziaria che non ci soddisfa. Ieri ha già scioperato per altri motivi, nel senso che non potevano farlo oggi, quindi per motivi loro, la Faber di Cividale, che insomma è un'azienda importante che tutti conosciamo, dove c'è stata un'adesione al 40%, in considerazione del fatto del poco tempo a disposizione per preparare lo sciopero e in virtù del fatto che ci ritroviamo a scioperare da soli, possiamo dire che è un discreto risultato, un buon risultato che ci consente di dire che la voce rivolta al Paese, al governo contro questa manovra finanziaria si sente. 3 i presidi organizzati oggi pomeriggio in Regione, uno a Trieste, avete visto quello di Udine, e anche a Pordenone sit-in davanti alla prefettura. Manovra divisiva e inadeguata, dice il segretario provinciale Vallan. Temiamo che la situazione diventi grave. Un presidio a Pordenone davanti alla prefettura per chiedere, per ribadire che cosa? Noi vogliamo ribadire che ci aspettavamo ben altro dalla manovra di bilancio del governo. Ci siamo trovati con una manovra divisiva e inadeguata. Divisiva perché ancora una volta, anziché costruire coesione sociale, fare un fisco equo, fa due pesi e due misure all'interno dei lavoratori, all'interno del fisco in particolare, perché non tassa gli extra profitti che sono stati fatti parecchi in questa crisi, non viene incontro alle situazioni più deboli del lavoro, anzi addirittura tira via, reintroduce i voucher, e dall'altra perché è inadeguata nel senso che l'emergenza che abbiamo in questo momento, la crisi sui salari, i problemi legati all'inflazione che non è mai arrivata, non ha strumenti di difesa adeguati. Dunque temiamo che nel prossimo tempo si verifichi una situazione grave senza che il governo per tempo metta in campo quegli strumenti che può mettere in campo per affrontarla e per mantenere la coesione sociale del Paese. Questi sono i motivi per cui oggi superiamo, e peraltro anche perché non ci hanno ascoltati rispetto alle richieste che andavano invece in quella direzione che da tempo abbiamo portato avanti sia col governo Draghi e oggi col governo Meloni. La crisi energetica, il rincaro delle materie prime sta mettendo in ginocchio le piccole imprese della destra a tagliamento, crisi anche nel settore pubblico, dove sempre più dipendenti lasciano il posto fisso per abbracciare il privato. È impietosa l'analisi di fine anno del segretario provinciale della CISL. Pandemia, conflitto tra Russia e Ucraina e aumento spropositato dei costi energetici. Il 2022, che sarebbe dovuto essere l'anno del riscatto per l'economia dopo lo tsunami causato dal Covid-19, rischia invece di chiudersi nel peggiore dei modi, specialmente per le piccole aziende che più di altre hanno accusato i duri colpi inflitti dalla crisi. È stato un anno molto difficile, molto particolare. Abbiamo iniziato ovviamente con una guerra che ha portato quell'aumento che era già cominciato l'anno scorso sulle materie prime su tutti i settori. Nel nostro territorio in particolare abbiamo avuto delle grosse difficoltà nelle aziende più piccole, aziende che stanno soffrendo in maniera importante questo aumento e di conseguenza anche i lavoratori. Se il settore privato zoppica, del pubblico per altre ragioni la situazione non è certo florida. Dobbiamo tirare le somme anche sul settore pubblico, perché nel settore pubblico stiamo vedendo una situazione molto particolare con molti lavoratori che lasciano il settore pubblico per andare nel privato. Non c'è stato un turnover per i lavoratori che sono andati in pensione, quindi siamo molto preoccupati per il servizio che si viene dato ai cittadini. Il mondo del contrabbando non si ferma. Dopo le sigarette tradizionali, l'attenzione si è spostata su quelle elettroniche. Presentato a Trieste il primo rapporto sul commercio illecito in questo settore. Numeri importanti in Friuli Venezia Giulia, commercio illecito che arriva al 19% contro la media nazionale del 2,2%.
Dal tabacco alle sigarette elettroniche ai prodotti collegati, il commercio illegale si evolve, come emerge dal primo rapporto sul commercio illecito dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura ed Eurispes, realizzato con Coldiretti e finanziato da Philip Morris. Secondo i dati, nel 2021 in Italia si è consumato 1,4 miliardi di sigarette di contrabbando, pari al 2,2% del totale, a fronte di una media europea dell'8%. Trieste registra però un dato record del 19%, essendo proprio porta per i traffici illeciti. Siamo in una zona delicata, questa di confine, quindi dobbiamo assolutamente innalzare il livello di guardia. Traffici illeciti di tutto tipo, oggi parliamo di tabacchi lavorati esteri, di sigarette elettroniche, quindi di qualcosa che in qualche maniera sottrae risorse erariali allo Stato se vengono introdotti in maniera illecita. Dall'analisi si analizza anche come intervenire. Paradossalmente il primo intervento sarebbe quello di costruire delle politiche fiscali non pervasive e soprattutto di andare a costruire una rete europea in grado di creare una sintesi degli interessi tra tutti gli Stati. Sono 62 le persone in attesa di giudizio detenute attualmente nel carcere di Udine, dove per il prossimo anno è prevista la creazione di nuovi spazi per un polo formativo e culturale aperto anche alla cittadinanza. Il futuro della casa circondariale è stato al centro del convegno Il cantiere di Via Spalato, oltre i muri, ospitato oggi in Sala Iace. Sono 130 le persone detenute attualmente nelle carceri di Via Spalato, dove però la capienza sarebbe di 86. Almeno la metà è costituita da stranieri provenienti, nella maggior parte dei casi, da Pakistan, paesi dell'est europeo e dell'Africa nord-occidentale. Ci sono 62 persone in attesa di primo giudizio, quindi questo è un grave problema che dovremmo affrontare con la magistratura, perché in carcere le persone è bene che entrino solo se hanno reati gravi e se no ci sia una misura del braccialetto elettronico per non affollare il carcere inutilmente, perché sono persone con cui non si possono fare progetti. I progetti si fanno con le persone che hanno una condanna. Per il prossimo anno, oltre alla stabilizzazione della direzione, è previsto l'arrivo di 2 educatrici e la creazione all'interno del carcere di nuovi spazi per un polo formativo e culturale. Rimangono però sempre aperte questioni che hanno la necessità di trovare una rapida soluzione. Occorre che l'amministrazione penitenziaria, il comune e la regione diano sostegno soprattutto su un tema, quello della salute e della possibilità di uscita dal carcere per le persone definite come tossicodipendenti e le persone che hanno dei disturbi di salute mentale e di comportamento. Queste persone devono avere strutture fuori dal carcere. L'Aula del Consiglio regionale concluderà questa notte i lavori sull'approvazione della legge di stabilità, l'ultima dell'esecutivo targato Massimiliano Fedriga. Non sono mancate le polemiche sul bonus per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Uniti nello sport bonus, divisi da tutto il resto, in Consiglio regionale prosegue la maratona sulla legge di stabilità e nella tarda mattinata, mentre era in discussione l'articolato di cultura e sport dell'assessore Tiziana Gibelli, l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia per la creazione dello sport bonus sulla falsariga del cultura bonus ha ottenuto l'unanimità dei voti a favore. Diamo benefici fiscali forti tramite crediti d'imposta ai soggetti che finanziano le società sportive. Quindi si tratta per l'appunto di incentivare il sostegno dei privati alle società sportive dilettantistiche. Poco prima l'Aula si era infiammata sulla norma per il bonus per l'installazione di pannelli fotovoltaici, sulla quale era intervenuto direttamente il presidente Massimiliano Fedriga. A beneficio dei cittadini del Friuli Venezia Giulia va ribadito il dato di fatto che questa giunta regionale, oltre ad aver esponenzialmente aumentato le risorse destinate alle politiche ambientali rispetto alla precedente legislatura, ha stanziato 100 milioni di euro per favorire l'installazione da parte dei privati di pannelli fotovoltaici, seguendo una procedura che tutelasse la legittimità del provvedimento e che comunque avesse efficacia dal 1 novembre di quest'anno. Fedriga ha sottolineato che su un simile provvedimento così importante per le famiglie si sarebbe aspettata una condivisione da parte delle opposizioni. Dopo la scissione all'interno dei cittadini e la nascita di Civica FVG, in Consiglio regionale arriva un'altra novità. Farà il suo esordio il terzo polo con la creazione di un nuovo gruppo politico da gennaio.
Da gennaio il terzo polo arriverà ufficialmente in Consiglio regionale. La notizia circolava sotto traccia già da alcune settimane, ma a breve dovrebbe arrivare anche la conferma ufficiale. A farne parte l'ex Forza Italia Walter Zalucar, allontanato dal partito per le sue posizioni contro le decisioni della Giunta in tema di sanità, e poi Matteo Zanon, fuoriuscito da Progetto FVG per sposare l'iniziativa politica di Futura, creata da Ferruccio Saro. Ma la vera novità dovrebbe essere il passaggio di Giuseppe Nicoli, attualmente capogruppo di Forza Italia, ma in totale rotta con la coordinatrice regionale Sandra Savino, la quale sta accompagnando il suo esponente dell'Isontino fuori dal partito. L'assenza di Nicoli era stata evidente in occasione della conferenza dei capigruppo di maggioranza per presentare gli emendamenti, seppur sminuita dai diretti interessati. Il nome del gruppo dovrebbe essere proprio Terzo Polo e dovrebbe comunque unire le anime di Azione e Italia Viva, nonostante nessuno dei tre futuri aderenti ne abbia mai fatto parte. Anzi, c'è il paradosso che proprio Zalucar farà parte del movimento in cui c'è Sandra Tedesca, ex assessore alla sanità, che insieme a Deborah Serracchiani ha costruito la riforma del sistema sanitario tanto contestata dallo stesso ex primario. Sulla collocazione alle prossime regionali, con la presenza di Saro, potrebbe essere molto difficile un'alleanza a sostegno di Massimiliano Fedriga, e quindi restano le ipotesi centrosinistra o corsa in solitario. Seduta oggi della Giunta regionale, vediamo quali sono state le principali decisioni assunte. Sono in arrivo 52 milioni di euro di fondi regionali che andranno a finanziare gli enti locali per la realizzazione di progetti strategici sovracomunali che rispettino le tematiche di interesse individuate dalla programmazione FES 2021-2027, ovvero le leve per uno sviluppo sostenibile del territorio regionale. La norma è stata prima approvata dalla Giunta regionale nella riunione di oggi e poi presentata al CAL dall'assessore alle finanze Barbara Zilli. Via libera dell'esecutivo anche al piano Callari di riorganizzazione degli uffici regionali a Trieste, con la cessione di 12 sedi che avverrà nel corso del tempo e quando saranno completati i lavori dei nuovi uffici in Portovecchio, una spesa di 126 milioni a fronte di introiti per 141 milioni. Infine, a marzo, a Trieste, nella 2 giorni di Stati Generali, verrà sottoscritto il Memorandum per lo sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e Centro Europa, frutto di numerosi incontri preparatori con Veneto, Emilia-Romagna, Carinzia, Croazia e Slovenia. Il focus sarà il clima con la lotta all'inquinamento marino, la tutela delle biodiversità e dell'ambiente. L'omicidio di Pierpaolo Pasolini potrebbe essere legato al furto delle pellicole originali di alcune scene del suo film Salò e le 120 giornate di Sodoma, che era ancora in produzione. Lo scrittore regista sarebbe andato all'idroscalo di Ostia, dove poi è stato ucciso proprio per riuscire a recuperarle. È questa l'ipotesi che emerge dalla relazione finale della Commissione parlamentare antimafia della scorsa legislatura, resa nota oggi. In questa ipotesi, aggiunge la Commissione, sarebbero coinvolti nel delitto gruppi malavitosi di rilievo, come la banda della Magliana. Nella relazione viene precisato che abbiamo ormai del tutto improbabili soluzioni di carattere giudiziario, ma resta utile in prospettiva storica che le ricerche sul movente e sulle modalità dell'aggressione che causarono la morte di Pasolini, entrambe mai chiarite, siano eventualmente riprese alla luce dei pur embrionali rilievi emersi dalla attività della Commissione d'inchiesta. Teatro e artigianato di nuovo insieme per la seconda edizione del progetto Mestieri della Scena. È un'occasione per i giovani di viaggiare nel mondo del teatro alla scoperta di antichi saperi manuali. A Udine ritorna i Mestieri della Scena, l'iniziativa ideata e realizzata dal Teatro Club Udine in collaborazione con Confartigianato Imprese, Ente Regionale Teatrale e Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Dopo il risultato positivo della prima edizione, il progetto è stato finanziato nuovamente dalla Regione e quest'anno vede anche il sostegno della Fondazione Friuli. Il progetto ha l'obiettivo di far incontrare il mondo produttivo dell'impresa artigiana con quello della creazione artistica nel settore dello spettacolo. Da un lato quindi i custodi di antichi saperi manuali, capaci di trasmettere alle giovani generazioni la propria esperienza, e dall'altro chi quei saperi e quelle abilità ha deciso di portarli su un palcoscenico. Noi vogliamo aprire lo sguardo, su tutti quei mestieri che si celano dietro le quinte, ma che sono altrettanto importanti per la riuscita e per il successo di uno spettacolo teatrale. Vogliamo dare un'opportunità ai ragazzi di fare un viaggio immersivo a 360 gradi. È proprio la parte pratica di questo progetto che è veramente interessante.
è una cosa bellissima, perché la scuola ovviamente li prepara, ma spessissimo escono dalla scuola senza aver mai messo le mani in pasta, no? Il mondo dello spettacolo non è un mondo effimero, non è un mondo estetico, lo è anche naturalmente, ma è un mondo molto concreto che guarda anche alle professionalità, e nel mondo dello spettacolo ci sono tantissime professionalità. Alla scoperta dei luoghi storici di Gorizia e Nova Gorizia attraverso un tour guidato gratuito in bus. L'iniziativa, promossa da Varienti, si terrà domani e domenica con partenza alle 10 da Piazza della Transalpina. Un tour guidato gratuito in bus per conoscere da vicino i luoghi di rilievo storico a cavallo tra le due città. È l'iniziativa che domani e domenica i comuni di Gorizia e Nova Gorizia, in collaborazione con altri enti tra cui Promoturismo e l'azienda provinciale trasporti, proporranno con partenza alle 10 da Piazzale della Transalpina, simbolo di un confine che ha diviso per decenni le due città e che oggi per fortuna non esiste più. Si tratterà di un vero e proprio viaggio nella storia della durata di 2 ore, da Palazzo Coronini Kronberg al Castello Medievale, dal Ponte di Salcano al Monastero della Castagnevizza, dove riposano il sovrano francese Re Carlo X e Maria Teresa Carlotta, figlia di Luigi XVI e di Maria Antonietta, e poi ancora il valico di Casarossa, la chiesa di Sant'Ignazio ed il centro di Nova Gorizia. E non mancheranno gli aneddoti che hanno caratterizzato questi luoghi lungo i secoli. Saranno 2 le guide specializzate, una in lingua italiana e una in sloveno, che faranno da cicerone ai visitatori. I bus potranno ospitare fino a 30 persone a viaggio. Saranno dati in dotazione degli apparecchi audio con cui ascoltare le spiegazioni delle 2 guide. L'iniziativa sarà riproposta anche nel weekend del 7 e 8 gennaio prossimi. Per le prenotazioni è necessario chiamare o scrivere una mail all'ufficio Infopoint di Promoturismo a Gorizia. È stata presentata oggi l'agenda friulana 2023 di Chiandetti Editore, tema conduttore di questa edizione è l'Università degli Studi di Udine. I solisti dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani hanno allietato la presentazione dell'Agenda Friulana 2023, pubblicata dal 1976, fissa giornalmente impegni, memorie, ricorda tematiche e valori legati al Friuli. La tematica conduttrice dell'anno 2023 è quella dell'Università degli Studi di Udine, che si accomuna con l'Agenda Friulana della Chiandetti, in quanto nate entrambe nell'anno 1976, quello del terremoto. Da una parte l'università voluta fortemente dai giovani, dal popolo friulano per la crescita culturale, sociale ed economica del nostro Friuli, e dall'altra l'editore, il fondatore della Chiandetti, Luigi, ha voluto l'agenda friulana proprio come prodotto per esaltare in tutti i suoi aspetti peculiari il nostro Friuli, per non perdere le tradizioni e le radici del momento sconvolgente che era quello del terremoto. Calcio in lutto per la morte di Sinisa Mihajlovic, l'ex centrocampista e allenatore serbo. Dopo 3 anni di malattia si è arreso. È stato vinto dalla forma acuta di leucemia che lui stesso nel 2019 annunciò di voler combattere durante una conferenza stampa che tenne mentre era alla guida del Bologna. Mihajlovic se n'è andato a 53 anni, dotato di un sinistro tanto potente quanto preciso. Da giocatore riuscì a raggiungere la vetta della classifica per gol segnati su punizione, record condiviso assieme ad un altro specialista, Andrea Pirlo. Era considerata una sentenza, tanto che c'è chi ricorda che le sue punizioni venivano considerate come rigori per probabilità di realizzazione. Dei 28 gol siglati da Mihajlovic su punizione, 3 li realizzò proprio ai danni dell'Udinese, una delle sue vittime preferite in carriera. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo il nostro notiziario sportivo e poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata su Telefriuli. Arrivederci.